Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi parleremo appunto ancora dell'anima gemella, perché purtroppo nelle settimane scorse e anche nei mesi scorsi mi hanno contattato più persone che mi dicono: ma io mi ha lasciato quel tizio, oppure io non capisco, vorrei riallacciarmi con quel tizio, è stata colpa mia, è stata colpa sua, insomma, alla fine è sempre un ping pong di colpe che non si capisce bene. Però prima di iniziare a fare queste micro pillole del vostro Marietto Veneziano, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al famosissimo, ormai collaudatissimo canale di Hildegard del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e sul canale di Telegram. Per chi non lo sapesse, Telegram è un programma che si può scaricare gratuitamente e alle 20:30 di ogni lunedì noi facciamo i nostri incontri di esoterismo, di studi esoteristi. Bene, andiamo avanti con questa situazione che spesso e volentieri mi sento richiedere soprattutto da delle signore, ma anche degli uomini, no? Che vogliono riconquistare la persona da cui si sono un po' separati o allontanati. Allora, come ho già detto in altre pillole, cari amici, l'importante è cercare l'anima gemella, ma questa cosa la possono fare solamente le anime antiche oppure le anime un po' evolute, perché purtroppo le altre anime in fondo hanno ancora istinti un pochettino bassi e quindi pensano che la persona che incontrano è quella giusta, ma senza pensare se è l'anima gemella. In fondo le medie parlano chiaro, dopo 3 anni il 43% di persone che si sposano poi si separano di media, almeno nella mia zona. Quindi vuol dire che non hanno visto molto bene e non hanno magari indagato, fatto un'indagine. Però è strano perché capite che ci sono persone che studiano tutta la vita, magari fino a 30 anni, prendono una laurea per uno studio, un lavoro che poi non faranno mai e incontro magari una persona su un social o in un bar e dopo 6 mesi abitano già insieme, progettano grandi cose e poi chiaramente è un fuoco di artificio. È vero che ci sono gli ormoni che dopo 6 mesi o 3 anni a dipendenza scoppiano, però insomma bisognerebbe sempre, ripeto sempre, stare molto attenti di non farsi in un certo senso guidare più dalla chimica che dalla testa. Purtroppo è così, no? E la cosa importante quindi è ricercare l'anima gemella, sapere che esiste. Ma chi è quest'anima gemella? Come ho già detto in un'altra pillola, l'anima gemella non è nient'altro che la nostra metà dell'anima, cioè la nostra anima non è tutta intera ma anche una metà. Questa metà può essere maschile o femminile a dipendenza se uno è uomo o uno è donna. Quindi se noi vogliamo completare il nostro scesa e reincarnazione, chiaramente dobbiamo trovare la nostra anima gemella, perché se no, cari miei, è inutile perdere tempo a correre dietro al vento. Quindi, cari amici, la cosa importante non è se lui mi ha lasciato o voglio riconquistare, ma se lui è veramente l'anima gemella. E quindi bisogna fare un'indagine seria. Purtroppo nei social e in TV e quant'altro ci sono molti esoteristi che vivono sul discorso invece di riacchiappare questa persona che magari poi non è l'anima gemella e quindi si perde tempo, soldi, denaro in operazioni. L'ho già spiegato in altre pillole che non bisogna perdere tempo a riconquistare persone che o fare legamenti persone che non sono adatte alla nostra anima o alla nostra evoluzione. E poi certo ci saranno quelli che cominceranno a dire che il nostro karma è così e cos'ha, a destra e a sinistra, ma cari amici, noi siamo scesi in questa dimensione per cercare soprattutto l'anima gemella. Lo diceva anche Crivelli, il famosissimo maestro Crivelli, di cui ho fatto anche uno spot di un suo libro, che la cosa principale per un'anima cabalista è riunirsi alla propria anima gemella per poi salire la scala, la scala fino alla Keter. Quindi, cari amici,
Se avete ancora dei dubbi, cercate nelle altre pillole dove ho già parlato dell'anima gemella, ho spiegato l'importanza di questa cosa, e non perdete tempo quando trovate degli esoteristi che magari vi cercano di propinare rituali per conquistare persone che poi magari non valgono neanche la pena per il semplice fatto che non sono la nostra anima gemella. Perdete tempo, denaro e nervi e fisico e salute. Quindi, cari amici, occhio, 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 ancora occhio, e cercate con tutte le vostre forze questa benedetta anima gemella, e cercate il sistema nel senso non come giocare all'otto, ma cercate la strategia migliore per voi di trovare l'anima gemella. Magari nei prossimi tempi metterò anche un circuito radionico che possa aiutare le vibrazioni a cercare le vibrazioni più idonee alla vostra anima, alla vostra frequenza vibratoria, così che andiate a colpo sicuro a trovare la vostra anima gemella. Bene, cari amici, anche oggi il vostro Marietto Veneziano vi ha dato una piccola pillola, un piccolo spunto. Il circuito molto probabilmente lo metterò nel sito del capitano.altevista.org, dove sapete che ci sono altri circuiti gratuiti, e anche nei nostri gruppi Facebook di Hildegard e il vostro Marietto. Detto questo, vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegard e Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. E se vi scappa anche un super like, è sempre bene accetto. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!